La passione per i selfie lo ha tradito un presunto scafista tunisino, protagonista di uno degli sbarchi fantasma delle ultime settimane, arrestato proprio grazie ad un autoscatto fatto con il suo cellulare. Si tratta di un 27enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di favoreggiamento per l'immigrazione clandestina. Il giovane era a bordo di un piccolo gommone di 5 metri che davanti agli occhi di Claudio Lombardo di Mare Amico, che era sul posto con la troupe di Matrix, è arrivato sulla spiaggia della riserva naturale di Torre Salsa. 9 immigrati avevano tentato di fare perdere le proprie tracce. L'immediato intervento dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento ha portato all'immediata identificazione di 3 degli 8 tunisini che tentavano di nascondersi tra la fitta vegetazione. Dopo alcune ore di ricerche, i militari della stazione di Siculiana e i finanzieri ne hanno rintracciati altri 3. Dopo il fermo degli immigrati è venuto fuori da uno dei loro cellulari un video e delle foto, immagini che ritraggono un uomo, proprio uno dei fermati, mentre pilota il piccolo gommone. Le dichiarazioni degli altri compagni di viaggio poi hanno offerto ulteriori riscontri anche a carico di un complice. Per il ragazzo tunisino sono così scattate le manette in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.